È finita positivamente alle 2:50 della scorsa notte la fuga di Francesco Adragna, che nella giornata di venerdì mattina era evaso dal Tribunale di Trapani, dove era stato condotto dal carcere Petrusa di Agrigento per un'udienza. Il fuggitivo è stato rintracciato dalla polizia penitenziaria e dai carabinieri nelle campagne di Trapani, mentre si incontrava con la compagna. Eravamo certi che sarebbe stato ripreso, ma mai come in questo caso non è tutto bene ciò che finisce bene. A dichiararlo è il segretario De Fazio della Wilpa Polizia Penitenziaria, che afferma come: facciamo i complimenti alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, a cominciare a quelli del nucleo investigativo centrale dalla sua articolazione siciliana, ma anche a tutti gli altri impegnati nelle ricerche e in generale alle forze dell'ordine che hanno assicurato la cattura dell'evaso. Ma i problemi restano e non si faccia alcuna caccia alle streghe. Ci sono enormi disfunzionalità di sistema, con carenze di ogni genere e disposizioni inattuabili che, se si provasse ad applicare, paralizzerebbero ogni attività. Va ridotto il vuoto di organico, continua il sindacalista, che solo per la polizia penitenziaria ammonta a circa 18.000 unità. Necessitano equipaggiamenti aggiornati ai tempi adeguati agli attuali livelli criminali, servono moderni protocolli operativi e non si può continuare a rinunciare alla formazione e all'aggiornamento professionale. Lo sappiano il governo Meloni, il ministro della giustizia Nordio e il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo. Il resto è palliativo, ma se si dimenticasse per un attimo il linguaggio della politica corretta si potrebbe dire aria fritta. Questo a conclusione del segretario De Fazio della Wilpal.